Activia. Ma dai, come sponsor siamo attivi, Attivi, sì. Viva Radio, viva Radio, Facciamo tutto venerdì. Tutta la facciamo sentire, lunedì bisogna, Giorno Baldini? Giorno Fiore. Sono sotto suppostone. Ah sì? Sì, Fresco. C'è il virus. È vero. Io sono lontano. C'è il virus. Buongiorno. Amici, buongiorno. Eccoci. Via Pubblico del lunedì. Viva Radio Pubblico del lunedì. Questo è il pubblico del lunedì. Sono tutti parrucchieri. Sono qua perché sono lividi, signori, è arrivato Bibi Ballandi oggi. Eccolo qua, buongiorno in tenuta di pelle oggi, selvaggio. Io so perché Bibi Ballandi è qua, il Remida, come lo chiamano, il Remida, detto anche in inglese Remida degli ascolti, il Remida è il produttore di spettacoli, insomma, televisivi più blasonati. Importante. Perché oggi avremo come ospite, verrà qui la signora della musica italiana, la cantante della Mala, Sì. sai, Ornella Vanoni sarà con noi. E Bibi Ballandi, e pensa, l'accompagnava con la macchina, no? A fare le tournée. Mi raccontò una volta Bibi che lui aveva il telefono in macchina per la prima volta. Il telefono, una volta costava una cifra, fare solo dire pronto, ciao, boom, 100.000 lire all'epoca. E lui accompagnò la Vanoni e disse: sai Ornella, guarda, ho messo anche il telefono. E lei e fece una telefonata di 2 ore, non so con chi. E se la ricorda ancora, che dovette vendere la macchina. Gli rimase il telefono. No, ho messo il telefono a gettone in macchina. Esatto. Allora, cosa? Arrivano le prime agenzie. Diciamo che uno dei nostri autori, noi sapete abbiamo un gruppo di autori, sono Bozzi, Di Risio, Taddia, c'è Testa Armata che arriva, quello lì piccolino che voi da casa non potete vedere, ma anche se foste stati qua non l'avreste visto lo stesso. E uno è Cassini, che è tornato oggi perché era uno degli autori di Sanremo, quindi è qua oggi con noi, fresco, eccolo, il quale ci ha raccontato diversi dietro le quinte. Ma oggi parleremo d'altro, parleremo di politica, di tutto parleremo oggi. Tornerà Paolo Fava che duetterà con Ornella Vanoni in un pezzo meraviglioso. Tra l'altro le notizie arrivano, i candidati continuano a presentare programmi su programmi. Dopo il pullman di Veltroni e il camper di Berlusconi è partito lo yacht della Santanchè, certo, perché lei è Santanchè, certo. Poi elezioni in Russia, ci collegheremo anche con il nuovo presidente, non mi ricordo come si chiama adesso, Nedved, non so come si chiamerà. Tra l'altro, visto il successo, è il delfino di Putin, no? Perché lui è un delfino di Putin. Rosy Bindi si candida come Scorfano di Veltroni. È stata bellissima questa, la cattiveria fatta a persone. Chiedo scusa se la mia verve non è la solita. No, neanche la mia. Sono come la Guacciero. Sì. Non ho voce. Perché come la Guacciero? No, la Guacciero, io sono Guacciero. Guacciero. Sono contento di essere qui al Festival di Sanremo. È un sogno che si è materializzato. Ma veramente, Pippo, grazie, perché la mia terra, il calore della terra che mi esce, perché io sono passionale mediterraneo, come l'olio dell'olivo della Puglia che esce della Complanare di Foggia, e piango perché questo è un momento veramente che nella mia vita, nella mia carriera non ho mai avuto tanto. Grazie Pippo di tutto quello che tu mi hai dato. Purtroppo non ho la voce. Come si chiama la mia collega Maria Oswald qua, le voglio bene come se veramente che siamo amiche da sempre, 3 giorni che ci conosciamo, però io il calore della mia terra, della Puglia che esce, perché io sono una donna calorosa e veramente tanto ha vinto la Pongia e io piango perché siamo amiche da sempre, da 3 giorni siamo conosciuti. Da piangere il calore della Guacciero che esce da terra. E io, se mi consentite, non voglio fare, come si dice quando uno maula questo applauso, lo vorrei prolungare per Pippo Baudo, perché Pippo Baudo è stato messo in croce
credo ingiustamente, che è stato un bel festival, non si capisce poi il perché degli ascolti, si capisce perché i tempi sono cambiati, non ci saranno più festival capaci di fare 15-16 milioni, nessuno ha detto una cosa molto importante, hanno fatto i conti senza l'hostess, cioè? Perché nessuno ha detto questa cosa qua. Una volta quando si facevano i 15-16 milioni c'era anche Mediaset che era al servizio del festival, non so se vi ricordate, Mediaset non faceva controprogrammazione, non faceva film, Striscia la Notizia addirittura faceva una scenografia con i fiori, è vero, mi ricordo che tutta Striscia andava a Sanremo amplificando tutto ciò che succedeva a Sanremo. Tutto questo oggi non c'è più, praticamente il Festival di Sanremo e i 3 canali Mediaset non esiste, quindi questo fa anche, no? Sì, fa. Pippo, comunque Pippo, riposati adesso tranquillo, come si dice in Sicilia c'è un motto, dice asse c'è dare culo. No, non te lo posso spiegare. Ho capito solo l'ultima parola. Lo so, solo lui può capire questa frase. Si dice asse c'è dare culo. Vabbè. Cioè significa che tutti quelli che hanno parlato, che parlano a sproposito, insomma, che muoiono nel loro, diciamo. Sì, ho capito. Asse c'è dare culo, cioè fa che gli altri possano dare, capito? Sì, esattamente, sì. Il consenso, poi, diciamo. Danno quel posteriore, così poi Ada D'Angelo ci fa una canzone. Subito. È meraviglioso, cioè? Niente, te lo devo dire a microfoni spenti, lo so che morite dalla voglia, è arrivato un SMS sul cellulare di Taddia, bellissimo, no? So guacciano oggi mi sento calore. Allora, ci sono notizie che qui non stiano arrivando. Gio Di Tonno, il cantante che si taglia con un grissino, si è innamorato di Lola Poncia. Per un colpo di fulmine lei gli ha detto di no per un lampo di genio. Non è brutto però, dai. No, io anzi sono contento per Gio Di Tonno, sono contento per, come ha detto lui stesso, per tutti quei cantanti che lavorano nell'ombra, che Gio Di Tonno ha fatto minimo 400 repliche del gobbo di Notre Dame con una gobba finta dietro. E non si vedeva che era lui. E senza trucco in faccia, perché era normale così. Scherzo. No, ha fatto veramente, ed è un bravissimo cantante. Devo dire, bisogna dare a Gio quello che è del Tonno. Che quando Gio canta è veramente. E poi come si dice, Gio Di Tonno è insuperabile. Certo. Si ride, è il momento di presentare, ognuno c'ha il Pippo Caruso che si merita, e noi abbiamo il maestro Cremonesi, buongiorno, il Pippino. Nino Ferrer era questo, vero? Sul Bossa Nova. So guacciano, il calore dell'olio d'oliva. Ah, pure. Allora, siamo. No. Chiamano. Lo sai cos'è? È già da un po' di tempo che la prima telefonata è la sua. Di quel. Sì, che lui pensa che noi insomma non riusciamo a riconoscere, ma noi sappiamo esattamente chi è. Esatto. Lo sappiamo esattamente chi è. Speriamo sia non lo sai chi è? No, non lo so chi è. Io lo so chi è. Quella cuffia molola lì, comunque però era Quincy Jones, Era Quincy Jones. Quincy Jones, però cantata poi da Nino Ferrer. Buongiorno, pronto? Pronto? Sì, pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Casa Caschetti? No. Le interessa un'offerta speciale sui vocabolari? No, chi è, scusi? No. Sono un umile venditore di vocabolari. Mi chiamo Roberto Zanichelli. Guarda il caso. Zanichelli, Mi chiamo Roberto Zanichelli, vivo a Milano. Sì. Sono single, ma tutte le sere mi arrabatto. Ah, ecco un po', senta. Ma non sono raccomandato. Ecco, è strano però con quel cognome là, Vendo dei vocabolari speciali. Molto speciali. Tipo in che senso? In che senso? Che non contengono tutte le parole, ma solo quelle essenziali per la libertà. Ecco, immaginavo. PDL. Sì. Le parole della libertà. E finalmente ci siamo arrivati. Eccolo perché è qua. là che voleva arrivare. Guarda, non insinui. No. Non insinui. Che io possa fare, diciamo così, propaganda politica, perché non sono politico, ma sono un umile venditore di vocabolari. Sì. Ci sono parole ormai obsolete. Cioè antiche. Ma certo, nella lingua italiana. Tipo? Perdenti, per esempio.
casini. Certo. È un plurale inutile. È stato abolito da anni dalla legge Merlin. Sì, lo sanno tutti. Ha ragione, certo, come no? E allora? Sono stati aboliti all'epoca. Poi vado avanti, sentiamo le parole inutili quali sono. Ad esempio, un aggettivo clemente, ma non lo vuole più nessuno. Ecco. Se dici clemente a uno, si tocca. Quindi che lo metto a fare sul vocabolario. Sì. Ad esempio, un altro aggettivo è Fausto. Eccola, un altro. Ma chi lo pronuncia più? Fausto. Cioè, è stato un giorno Fausto, ma non lo dice più nemmeno mio nonno. Io però sento sempre riferimenti politici, non vorrei dire, Non capisco perché, ma se vuole le faccio altri esempi. Ad esempio, il sostantivo calvizie non esiste nel mio vocabolario. Lo so. Poi ci sono cose strane, per esempio c'è circo, ma non c'è nano. Ah, vedi? C'è scarpa, ma non c'è tacco. C'è faccia, ma non c'è ruga. C'è partito, ma non c'è democratico. Basta. Bravo, c'è anche questo sinonimo. No, basta non è un sinonimo, scusa. Ma come no? È il sinonimo di costi comunisti. Ah, vabbè, grazie, basta, grazie. Sempre lei, vocabolario? Volete vocabolario? Non vogliamo vocabolari, non i suoi. Arrivederci. Tra poco, il re del jazz, Paolo Fava. Qui su Viva Radio 2. Ormai Paolo Fava c'ha il suo jingle, il suo tutto ormai. Del resto è un grande cantante. Chiedo scusa, purtroppo sono malato, ma di brutto. Da mo, però. Cosa posso usare? Datemi un consiglio. Ho usato il Bisolvon, va bene? Cos'è? Pubblico Bisolvon. Adesso dobbiamo dirle tutte, lo sai. Lo so, io quello ho usato, il Bisolvon, che serve per sciogliere il catarro. Ispettorare, Ma dai, quello lì, ispettorare. Esatto, ispettoriamo in diretta radiofonica. Catarro, c'era un cantante, Massimo Di Cataldo. Sì, famosissimo. Ma cos'è, un pezzo di Di Cataldo questo? Io ho fatto Massimo Di Cataldo, che sarebbe Di Cataldo, e lui sa il pezzo. Vai, prego. La conosci? Non so. Se adesso te ne vai, ecco, fai via. Non ci sarà più posto dentro. Senti, ma che bravo. Da Cuore Selvaggio. Bella questa parte del testo. E poi vai di quando fa più alto. Vai. Se adesso te ne vai. Allora, scusate, fermiamo le mani. Sta zitto. Cremonese. Allora, siccome oggi arriverà tra un po' nella Vanoni, stamattina verso le 11:30 dico: Enrico, senti, proviamo qualcosa che magari viene da Vanoni, dico facciamo un duetto, sai, lei ha fatto tanti duetti con Gino Paoli, io faccio Gino Paoli e tu fai la Vanoni, per provare, così almeno io. E lui ha fatto la Vanoni. Io lo faccio apposta, mica per provare, per sentire cantare lui nelle tonalità da donna. Sì. Allora, qual è che abbiamo provato? Qual era? Non se lo ricordo. Forse era l'appuntamento. Io iniziavo io, no? Però bisogna del testo dell'appuntamento. Dai, infatti prego, un attimo. Noi non possiamo perdere tutto questo tempo. Ma di lui che fa la Vanoni. No, nel frattempo mandiamo una canzone. Mandiamo, diciamo, la numero 1 di fila, così noi prepariamo il pezzo. Vai, numero 1. Vai. Ehi! Yeah. Voglio l'erba, persa dentro un portafoglio, vino rosso e qualche goccia di Chanel. Compri, spendi, spandi, rigorosamente trendy, dell'aperitivo sei un abitudine. Ma come fai? Davvero non ti stanchi mai? Che cosa sei? Al mondo voglio dire che sei la numero 1, non ti batte nessuno. Sei la numero 1, non ti batte nessuno. Con quegli occhi che gatta, il nasino che cotta, mi piace ogni giorno di più. Ah, l'amore. Perché secondo me io dove mi sono ammalato? Voglio l'erba, voglio questa volta da
faccio un taglio da 2 mesi, stiamo insieme, abbiamo va più. Scusa amore, hai ragione, ma ho il corso di dizione, poi vorrei conoscerti di più. Dove vai? Era Filo con la numero 1, canzone molto molto divertente. Noi siamo pronti, Cremonesi? Sì. Allora, grazie, l'appuntamento Inizi tu, cantare. inizi tu. Inizio io, vai. Sentiamo, E poi arriva la Vanoni, che è lui. Va bene. Ho sbagliato tante volte ormai, che lo so già. Poi però gliela facciamo ricantare a Ornella questa, certo. Certamente. Ok, scusa. Sto sbagliando su di te. Aspetta, Ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Vai Ornella, tocca a te. Ornella. Sono triste tra la gente che mi sta passando accanto, Sembra più Farinelli, sembra, però. ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto. Continua tu perché sei meraviglioso, vai. Questo sole accende sul mio volto un segno di speranza. È una cosa incredibile, signore. Sto aspettando quando a un tratto ti vedrò spuntare in lontananza. Sappiate che canta con le palle tra le mani. Amore, fai presto, io non resisto. Senti come Il vibrato, sempre. Se tu non arrivi, io non esisto, non esisto, non esisto. Signori, Enrico Cremonesi. Grazie. Anche Ornella Vanoni rimarrà estasiata. Ora facciamo bene però. Allora, a proposito di attributi, di quella cosa che ho detto io con le palle tra le mani, adesso noi quando leggiamo i giornali ci rendiamo conto che ci sono delle notizie che sono veramente incredibili. Sentite questa, sentenza della Cassazione: toccarsi gli attributi in pubblico anche solo per scaramanzia è reato, si rischia una multa di 200 euro, quindi nasce l'associazione leghista Nessuno Tocchi Maroni. 200 euro. Porca miseria, 100 a palla praticamente. ma ti rendi conto? Ma si può? è impossibile. Per sbaglio uno fa così, 200 euro, che cavolo, è proprio aumentato tutto, Sì, è vero. c'è niente da fare. Allora, ieri chi ha seguito il calcio, Le esternazioni, non mi ricordo neanche ieri sera se c'è stata qualche partita. Sì, ce n'è qualche- stata una. Quale? E vedi la maglietta che è accanto là, il sì, Napoli, Napoli che ha è battuto successo? una Che squadretta. ha fatto il Napoli Ha ieri? vinto. Ha vinto 1-0? Sì, contro una squadretta, l'Ambrosiana di l'Ambrosiana. Milano. Ricordi, sì. Vabbè, L'Ambrosoli. si è riaperto il campionato. Sì, comunque. poi sai la Fiorentina ha sgominato la Juventus Sì, vabbè, a Torino. va finisce, diciamolo. vabbè, scombinato. Scusami Va bene, lasciamo perdere. Pensiamo alla Coppa dei Campioni, vogliamo. Antonio Cassano. Purtroppo ieri Cassano ne ha fatta una Non delle ce l'ha sue. fatta. Non ce l'ha fatta. Noi gli vogliamo veramente bene. Voleva Gli vogliamo menare bene, tutto il campo. Gli vogliamo bene perché è un grande Sì. campione, ma ogni tanto si lascia Si andare. lascia Ora andare, non c'è niente da fare. parlare dopo, i giornalisti facile, scrivere, buttare Sì. inchiostro su sta cosa. Noi Chiamiamolo. facciamo di più. Sì, sì. Sentiamo dalla sua viva voce. Sentiamo certo, un po', certo. chiamiamo, non so manco se ci risponde, No, lo so, è stato espulso, sai che ha mandato a quel paese ripetutamente l'arbitro. Proviamo a sentire la sua versione dei fatti, giustamente, se c'è. Pronto? Risponde alla segreteria telefonica di Antonio C'è la Cassano. segreteria, vabbè. In questo momento potrei o correre con la frutta Sì. o limonare con 2 sorelle. Perché sempre offendi? Lascia un messaggio dopo il fischio. Sentiamo, Ciao Antonio, questo è il fisso. Siamo noi, Viva Radio 2. Pronto? Ci sei? Come come stai? Scusa, pensavo che fosse qualche giornalista. È da ieri che mi stanno frandumando i taralli. Senti, ma cosa hai combinato La ieri? guaccia, mi piace la Ti piace la guaccia? guaccia? Perché sai perché mi piace? Perché? Perché c'ha questo calore della vita anche che te, mi esce vabbè, dentro. dai pori, E quello. dai pori, perché è mediterraneo solare. Che è un forno a microonde. È solare, io sai perché la voglio incontrare. Sì. Perché me la metto davanti Sì. e mi abbronzo. Certo. Senti. Antò, ma cos'hai combinato? Cosa hai fatto ieri? Che tu non ridere, Antonio, che si sente dalla cornetta. C'ho il caterno. Sì, certo. Anch'io c'ho il caterno. Che hai combinato?
Andiamo alle notizie dolenti. Che è successo? Ma come che è successo? Hai visto qualcosa di anormale? Ma hai tirato addosso all'arbitro la tua maglietta, dai. Baldi, io mi stupisco di te. Perché? Cioè, quello di scambiarsi le moglie. Sì? Le maglie, non la moglie. È un'usanza calcistica che si fa da tempo. Ah, sì. Io sono l'unico. Sì? Perché se la scambiano sempre fra noi, ce la scambiamo fra calciatori? Sì. Io sono l'unico che la scambia con l'arbitro. Ah, certo, giustamente, va bene, ok. Hai capito? E qualche volta anche con la sorella. Vabbè, lasciamo perdere. Però gli hai detto ti aspetto sotto. E allora? E allora? Sai quante volte la mia fidanzata ha detto ti aspetto sotto? E mica mi ha dato mai 4 giornate di squalifica. Vabbè, ma che problema c'è? Anto, proprio vuoi allora arrivare proprio al dito sulla piaga? Hai detto anche pezzo di pezzo di come dici la parola? Io non capisco. Merda! L'hai detto? Ho detto io? Sì. Ho detto quella frase? Sì. Un attimo, chiede a mio cugino. Sì. Ho detto quella frase. Questi sono i cassonetti. Dei miei cugini che vivono sempre con me. Ma a voi vi risulta che ho detto quella frase? Ho detto pezzo di me. L'hai detta, dai. Ma che gli dico? Lo sai che cos'è? Sì. È un tic. Come un tic? È un tic nervoso. C'è chi strizza l'occhio, chi ti trema il dito. Sì. Io dico pezzo di me. Ah, beh, così è un tic nervoso, vabbè, ho capito. Bambini? Sì? Pezzo di me. Ma come? Ma perché scusa? È il tic, ho capito, sì, va bene, ok. Senti. Io sento, mica ce l'ho con te. No, io certo. non ce l'ho con te. No. È il tic che mi parte la parola. Guarda, okay, Cremonese, pezzo di me. Vedi, è così. Hai visto? Senti, ora ti daranno almeno 4 giornate. Non ti preoccupare. Come fai? Perdi la forma? Sono messo già d'accordo con l'Iller, che hanno tutti infortunati. Cioè, infortunati? Tutti infortunati. Mi travesto da Balotelli. Cioè, ma come? Ma lui è nero, come fai? Sì, un paio di lampade, c'ho la guaccio. Grazie Antonio Cassano. Mi fa diventare com'è. Perché lei è talmente solare. Sì, ti abbronza, vabbè, grazie Antonio. Comanda lui, capito? Questo è Lolli, Chi l'ha detto che devo finire mo? No, niente, pensavamo che te ne volessi andare. Robertino? Robertino. Sai chi sto chiamando? No. Robertino. Ah, Ronaldo? No. Sei un cretino, veramente. Cosa dici che pirla? Suggeriscimi bene. Stai zitto. Ditegli di chi sto parlando. Ah, Donadoni, l'allenatore nazionale. Robertino, non ti fare influenzare. Non li fare influenzare da queste voci. Portami agli europei. So mica io, ora. Perché? Beh, insomma. So mica. Non lo so mica io. Se ti porta. Non lo so mica. Ma mica mi deve portare in braccio, certo. Mica mi deve trasportare. Ci sono gli aerei, certo. Per 2 cose che ho detto ieri sera. Mi salutate Bibi Ballandi? Sì, è qua. Bibi ti saluta Cassano. Prossimo anno posso fare anch'io Ballandi con le stelle? Mi raccomando, voglio fare quello sul ghiaccio. Che mi piace più. E indovini con chi voglio stare in coppia? Lo so già. Con la guaccio. La guaccero sul ghiaccio non ci va, si scioglie tutto, si fonde. Allora mi dicono Bibi Ballandi, puoi sederti qua? Non devi fare niente, solo seduto, perché quando viene Ornella Vanoni voglio che tu stia al suo fianco, che ci dovete raccontare cose. C'ha la giacca del karaoke, visto, quella che c'avevi tu. Dai, Bibuccio, Bibello, Bibano, Bibutto, dai, ti prego. Vabbè. Senti, ci colleghiamo col pullman di Veltroni, vediamo cosa stanno facendo. Dov'è, e noi diamo, capito? Notizie, sentiamo il pullman di Veltroni. Sono 13 cavalli, corrono, eleganti, ballano, balla per me, balla, tutta la notte sei bella, non ti fermare ma balla. Guardatela! Chi c'è? Zaccazzini! Dai, tirate fuori le cerbottane e lo stucco! Ok! Lo stucco! In mezzo agli occhi, poi il capo della polizia! Sempre il migliore! A Cassini, ti piace sto centro? Yes we can! Yes we can! Yes we can! Grazie ragazzi, grazie, si divertono! Sputano, tirano le cerbottane, che deve? Allora mettiamo una bella canzone, Mettiamo una canzone. Quella di Sanremo, dei ragazzi, quella dei Tre Foggiani.
Quali? Quella di Frank Head. Ma scusa, ma non ce l'abbiamo noi per caso quella di Jody Tonne e Lola Falana? No, dai, vi prego. Lolli mi dice sì, di no. io non ce l'abbiamo, io ce l'ho. Perché mi è arrivata oggi, a me piace sentire l'inciso quando lui canta, mi ricorda un po' Massimo Ranieri. Perduta amante mia. Vai in macchina a prenderla, dove ti aspettiamo? Guarda, è partito. Vabbè, nel frattempo, tu la sai quella di Jody Tonno? Sì, figurati. Un palombo che sono un tonno, cioè, no? Non sappiamo. Niente, nulla, siamo proprio. Vabbè, nel frattempo, ragazzi, sta per arrivare la signora della canzone italiana, Ornella Vanoni, ma io voglio sapere cosa danno stasera alla TV. Sentiamo. Buono col dito, signora. Ecco. Buonasera. Buonasera. Questa sera su Rai 2 alle 21:05? Sì. Voyager. Ai confini della conoscenza, con quel baccellone altissimo di Roberto Giacobbo. Ma scusi, ma perché? Ma chi è? Come chi è? Chi è sto Giacobbo? È il conduttore. Il programma? Voyager, l'ha detto lei, scusi. Voyager? Cos'è? Un monovolume? Ma che è un monovolume? Vabbè. Andiamo avanti, dai. Andiamo avanti. Perché si lascia andare? Questa sera alle 21 su Italia 1 andrà in onda il film Mission Impossible con Tom Cruise ed Anthony Hopkins. Sì, non apre la bocca. Alla fine del film l'agente Ethan Hunt debella il virus e salva il mondo. Ha detto il finale, scusi? Ce l'ha detto. Ma tanto sono tutti uguali questi ho capito, ma se non lo voleva vedere, dai. E allora? Poi lei deve capirai. Deve dire cosa fanno sulla Rai. Su Rai Sat. Yo-yo alle 20:30 le nuove avventure della pimpa. Ma che è? La Rai deve parlare, Rai 1. Ha ragione. Sentiamo. Su Rai 1 alle 23:05 porta a porta con quel maschione di Bruno Vespa che da quando si è tolto i nei mi ingrifa come una facocera. Ma lei deve parlare di stasera, di oggi, della prima serata, insomma, non lo sta facendo. Stasera tardi. Vabbè, tardi. Ma molto tardi. Eccoci, sul canale 389. Lo conosce bene, vedo. Hot Zapping. Non lo dica. Andrà in onda il film hard. No, non lo dica. Meglio. Filippo il Calippo. No, non lo dica, che è brutto da sentire. Non faccia dei versi. Non si lamenti. Bene. Grazie anche alla mi dicono che è arrivato il disco di Lola Ponch e Jody Tonno. L'inciso voglio sentire quando parte la mia. Che poi secondo me a un certo punto della canzone se li mollavano ancora un secondo partivano, facevano roba, Ah sì, è proprio perché era proprio una roba incredibile. Signori, vai! Scusa, Lolli. Scusa, Lolli, t'ho detto, mi devi far sentire l'incisivo da quando parte lui, no? Vai. Lo sta cercando. Ok, mettilo da dove te pare, C'ha una bella voce Jody Tonno. Ha rovinato niente. No, non è così. Eccolo qua. Perdutamente mia. Sì. Paziente viva. Ritornerò. Un raggio della luna caduto su di me. Perdutamente tua. Chissà da quanti inferni. Che Dio mi fulmini. La morte in cuore avrò. Che Dio mi fulmini. Cerco scampo anch'io. Grazie, mi piace quando dicevo bella. Se mangiamo 4 salti in padella. Perché? E adesso si somigliava un po' vagamente, però la canzone è stata scritta da Gianna Nannini, se mica Cotica, Gianna Nannini, comunque complimenti. Gianna Nannini. Sì. E allora? Che stai facendo? Sei nell'anima. E fa così? Sì. È uguale a perdere l'amore. Sei nell'anima, perdere l'amore. Perdutamente mia. Vabbè, l'autore è sempre lo stesso, cioè, ognuno ha la sua cosa, no? Il suo stile, come si dice. Quindi, vuoi dire che ha copiato se stessa? No. E allora, Cremonesi, sei sempre lì con sto ditino. Abbiamo notizie. Stampa, pagina 8. Allora, qua, stampa, pagina 8, è nato il partito, eccolo qua.
spunta la lista degli impotenti. Allora, sembra una battuta, purtroppo. Voi andate a vedere La Stampa, pagina 8, e trovate, c'è Pancio Pardi, Fiona May e Partito degli Impotenti. No, ma come Partito degli Impotenti? Cremonesi. L'ha sentita ora, l'abbiamo detta 2 minuti fa. Allora, leggi, La Stampa, pagina 8, andate a vedere. Io roba non ci posso credere. Allora, vediamo David Sassoli. L'Anchorman, leggo, vicettore TG1, sembra prossimo alla candidatura alla Camera per il Partito per il Partito Democratico. Ok. Chi c'è in questi impotenti? Immagino. Sì, vabbè. C'è già lo slogan del Partito degli Impotenti, che è stato rubato però alla Lega. Lo slogan è: noi ce l'avevamo duro. Comunque non siamo noi che diciamo queste cose, no? Che uno dice guarda che battutaccia hanno fatto. No, noi attingiamo dalla Stampa, madonna. Ma chi è il leader? Il leader, si sa chi è? Il leader degli impotenti. Cremonesi, no? Chi è? Non si sa? Don Gelmini? No, no, che Don Gelmini? No, scusate, lo diciamo dopo, che Don Gelmini che è contro il Vaticano, sai che adesso lui diventerà un, come si dice? Laico, sta dicendo civile. Sì. Diventerà laico, sì, perché va bene. Signori, sta per arrivare, anzi mi dicono c'è la radiopromozione e dopodiché Ornella Vanoni sarà qui con noi. E la radiopromozione è interpretata magistralmente dal nostro speaker, ormai io e lui. Siete insieme? Siamo insieme. Che ormai facciamo coppia di fatto. Perdutamente tuo. Vai. Cremonesi, fai la donna, allora. Vabbè. Allora, sai cos'è il bifidux acti regularis? No, che cos'è? Allora, quando ti senti gonfia e soprattutto non riesci a... Hai capito? Sì, fai la prova Activia. Sì. Ogni giorno, per 15 giorni, Activia aiuta a ritrovare la naturale regolarità. Insomma, uno pensa chissà quali intrugli deve prendere, invece basta una buona abitudine. Fai anche tu, cara amica? Sì. Ecco la prova Activia. Funziona oppure io ti rimborso, ti porto i soldi a casa. Sì, però tagliati la barba. Signori, ci siamo! Signori, sta per entrare qui con noi, già l'applauso parte anche se non l'hanno ancora vista. Ornella Vanoni, eccola! Ornella Vanoni da quella parte, abbronzatissima, bellissima, elegantissima, ma una bronzatura pazzesca. Ornella, cuffia. Meno male. Eccola! Non so se hai sentito Cremonesi che cantava. La cuffia andrebbe messa al contrario, però. Meno male che mi avete chiamato, perché di là non c'è più la colomba. Quale colomba? Quella che colomba c'era. che c'è di là. È finita? L'ho mangiata tutta io. Sì. Ma sei matta? Ma non per cui fai degno ancora. C'è la uvetta, tutto qui candito. Oh, che bello! Tanto siamo in radio, si può dire. Io quando vedo una roba così secca, non resisto. Non resisti. Come stai, Ornella? Bene, ti vedo in gran forma. Come mai così abbronzata? Allora, sono andata alle Maldive. Ora? Proprio ora? Momò? No, momò un mese fa. E ho detto, basta, adesso alla mia età bisogna fare una cosa nuova. E ho preso il brevetto di sub. Ma dai! Terzo giorno, già 30 metri. 30 metri sott'acqua, con le bombole ovviamente. Senza bombole era qua a raccontarlo. Senza bombole non tornavo. No, 30 metri sott'acqua, c'è un mondo stupendo. Lo so, ma allora tutti a dirmi, ma non hai paura? No, io ho paura a stare su. Giù, non succede niente, bellissimo, calmi, i pesci che guardano. Squali? No. Sì, ma squali. Come sì? Sì. Hai visto gli squali? Anche Gio di Tonno. C'era? Era sotto. Era giù che. Me l'hai levata da qua. Sì. Gio di Tonno. Senti, e quindi quanto hai fatto? Ma facevi pesca anche? No, guardavi, watching si dice, no? Come se non si può pescare, solo i maldiviani possono pescare. Solo loro? Ma chi ti portava sotto? C'avevi un istruttore? C'avevo un trainer che mi portava giù per mano. Io tendavo. La tendina. Io tentavi? Allora, io cercavo di andare sempre più giù con la testa e di liberarmi dalla mano. Invece lui mi tirava sempre su, perché io tendo ad andare negli abissi. Ti piace, perché è meglio stare sotto. Io ho paura dell'autostrada, non degli abissi. È vero. Senti, noi da tempo che ci siamo già incontrati
diciamo in televisione una volta, sì, ma in radio ancora mai. No. In radio. Però ho visto oggi, non so, Cremonesi prima ti ha interpretato, ha cantato l'appuntamento, ma una cosa meravigliosa. Senti, Ornella, non lo so, io ti chiederei qualsiasi, ecco, ho un sacco di curiosità. Lì c'è Ballandi che ci ha raccontato. Ecco, l'unica è la mia certezza è Ballandi. Sì, lo conosco da anni, mi ha sempre dato una gran sicurezza. Sì, è un uomo che dà sicurezza, veramente. Ecco, ma tu ti ricordi di una telefonata che facesti dalla sua macchina, per caso, dal telefono in macchina, che lui è stato uno dei primi a avere il telefono in macchina, quando ancora uno scatto costava era giovanissimo e cominciava il suo lavoro e così, stava a Baricella, a Bologna, e allora mi portava anche in macchina. E un giorno io dico, cos'è quello lì? Mi fa, questo è il CB. Vabbè, come si chiama il fregno? Il baracchino? Quel fregno? Il fregno, il baracchino, il CB. Pronto, qui Cervo Bianco, parlo sì, con CB. E dico, cosa serve? E quando ci succede un incidente, allora ero molto famoso, molto amato. Perché adesso che fa? Un po' meno. E dico, cosa dice? Dice, sono qui con la Vanoni, abbiamo avuto un incidente, e gli fa ma qual è il suo nome? Non lo so, dice. E cosa dice? Non lo so, non l'ha mai usato. Poi avevo un fidanzato io che aveva messo il telefono, allora anche lui aveva messo il telefono, e poi ho telefonato a te. No, hai telefonato te per 2 ore, mi ha detto di viaggio che facevate, non so da dove. E gli faccio spendere non l'ha fatto spendere, si rovinò. Uno scatto allora costava, per non questo so. è stato costretto a aprire Bandiera Gialla, se no non andava. Aveva il Bandiera Gialla, famoso locale. Se no era rovinato dalla mia bolletta. Senti, Ornella, ho saputo anche una cosa da un tuo racconto, che tu, tra tanti uomini che ti hanno fatto il filo, che ti hanno corteggiato nel passato, mi hai raccontato che ce n'è stato uno che a noi ci interessa in particolare, che è anche Mike Bongiorno. Esatto, molto signorile. Chi lui? Lui dalla signora Vanoni. Senta, mi piacerebbe insomma inguattarmi con lei. Non ha detto così. Come ha detto? Come ha fatto? Ha detto. Allora, io avevo vinto il Festival di Sanremo insieme a Modugno. Che Sanremo, no? Di Napoli. Allora Mike mi ha detto, hai visto? Ti ho portato la fortuna. Ecco, allora mi ha invitato a cena. Wow, hai capito sto marpionaccio? E mi ha detto che io ero una ragazza di buona famiglia, che sapevo le lingue, che lui aveva bisogno di una donna di un certo tipo, così. E io onestamente ero innamorata di un altro. Chissà chi. Mi sembra Pippo Baudo. No, Pippo no. E allora mi sembrava straparlo. Tranquilla, qui puoi strapirlo. Allora ho detto la verità, mi sembrava che la verità fosse la carta più giusta da giocare. Sono innamorata, sono impegnata. Mi ha detto lui, allora lo sfiderò a duello. No, c'è rimasto. Però non mi ha più telefonato. Capito? Vedi? Il signore molla subito, è partito per un altro. Allora, io direi però anch'io sono venuto alla radio perché ho delle domande da fare. Sì. Perché, cioè, tutti che domande? In generale, sì. Delle cose che sì, prego Ornella, prego. Siamo tutti molto ansiotici, no? Sì. Perché il mondo non è che è una roba che ti mette tranquillo. Per i nipoti, per i figli, non c'è l'acqua, il disgelo, la cosa, le guerre, vengono qui, le cose. Invece poi ci sono delle piccole cose che la mattina proprio mi mettono l'ansia. Uno si sveglia e si chiede delle cose anche facili. Perché? Dov'è finito il tesoretto? Domanda di Ornella Vanoni. Allora, io non so chi può risponderti a questa domanda. Non se ne parla più. Dove è finita? Allora, noi qui da Viva Radio 2, anzi Ornella Vanoni chiede: dove è finita? Bibi, tu sai qualcosa di tesoretti? Sotto la scrivania te l'avevo allora. L'altra cosa che mi mette ansia è ma chi cacchio voto? Su questo argomento noi abbiamo già dato. Devo dire chi vota, cioè proprio chi cacchio voto. Chi può votare Ornella Vanoni? Li hai sentiti i programmi dei due schieramenti? No, non mi interessano. Tanto l'Italia va male. È uguale. Chi va deve Gesù per sistemare il sistema. E l'altra domanda? E l'altra domanda che veramente a me mi viene mi è molto simpatica, ma che mestiere fa la Marini? Non si capisce. Queste tre domande che sono
banali, sì, giustamente. Però lasciano un po'. Però insieme a tutto il resto saranno delle banalità, però almeno sciogliamole uno. Allora, cari amici radioascoltatori, se avete una risposta per Ornella Vanoni, inviatecela tramite SMS 348 7300. Allora, per chi voto, poi che fine ha fatto il tesoretto e che mestiere fa la Marini? Sono 3 belle domande, Attenzione, che è successo? Attenzione, è arrivata subito. Vedi? La Marini ascolta Via Radio 2 e dichiara: non so che mestiere faccio, ma se vuoi ti dico dove è finito il tesoretto. Di Cetchi Gori. Sei pronto, Cremonesi? Ornella, adesso ti tocca, scegli tu. Guarda, l'appuntamento l'ha fatta prima. Io andrei, sai dove andrei? Senza fine. Io andrei su Senza Fine, così possiamo anche. Guarda. Scusa un momento, ma il maestro Fava non c'è? Dopo, arriva dopo il maestro Fava. Paolo però non lo chiamalo direttamente Fava, che lui è più contento. Fava, ok? Morricone, lui è famoso come Fava. Sì, Fava. Tu lo chiami Ciao Fava, lui è contento. Sì. Ciao Fava. Sì, è così. Allora, signori, siamo pronti? Sgranchisciti pure le corde vocali. È troppo simpatica, ragazzi. E adesso è il momento di Senza Fine. Ci sono anche dei piccoli trucchi per la voce. Sentiamo. Per scaldare la voce si fa così. Immagini chi accende la radio ora. Ecco, che signori, Ornella Vanoni, Senza Fine. Senza fine ti trascini la nostra vita, senza un attimo di respiro per sognare, per poter ricordare ciò che abbiamo già vissuto senza fine. Se sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani, tutto ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine. Non mi importa della luna, non mi importa delle stelle. Tu per me sei una stella, tu per me sei sole e cielo, tu per me sei tutto quanto io voglio avere. Beh ragazzi, incredibile. Ornella, sei una cosa allucinante. La classe, quando apri bocca c'è una cosa, guarda. Anch'io voglio fare la radio. Ma tu potresti farla, qui sì. c'è il capo qua. Addirittura standing ovation, ragazzi, qua gente si alza in piedi. Non è mai successo a Viva Radio 2. Mai successo a Viva Radio 2. Com'è bello non farsi guardare sempre da tutti. Ornella, senti, ma questa canzone è stata scritta da? Questa canzone l'ha scritta Gino e questo è il mio ritratto. Gino Paoli, no? È il tuo ritratto? La cosa che l'ha colpito sono state le mie mani, che erano così grandi che lui dice che potevano tenere tutto, trattenere tutto. Poi sono passati gli anni, abbiamo ricantato e adesso quando la canta dice tu per me sei tutto quello che voglio avere, c'ha come 2 punti interrogativi negli occhi. Insomma, tutto quello che vorrei avere non sei proprio tu. Mi resta un po' male sempre quando lui fa... Voi siete stati insieme, no? Sì, ci siamo molto amati. Quanto tempo? 2 anni, diciamo. 2 anni di sofferenza, di pianto. Un disastro. Lui dice ti ricordi come ci siamo divertiti? Veramente? Io piangevo sempre.
Io sempre. Io ti vorrei poi tutti i giorni. Poi non c'erano i telefonini. Allora, io andavo sempre, come si chiama in piazza dove sono i telefoni pubblici, le poste? Le cabine? Piazza piazza San... Dove? A Roma, qui a San Silvestro? San Silvestro, aspettare che suonasse la cabina numero 2. Perché lui mi chiamava, una roba infernale. Ti chiamava? Giravo con dei sacchetti di gettoni, un inferno. Incredibile. Tra l'altro tra le mani un CD. Poi si faceva chiamare nella macchina di Bibi Ballante. No, non ce l'ha più. Ho un CD che si intitola Una bellissima ragazza, che è qua. Sono tutti inediti questi? Sì. Sono belli. Tutti inediti. Guarda, che bella sta foto. Tutti inediti, una bellissima ragazza, se vi dovesse interessare. Ero io a 15 anni. Ci sono delle canzoni, dico qualche titolo, qualcosa di te, una bellissima ragazza, buona vita, e del mio cuore, gli amanti, ma leggo anche alcune date di un tuo tour. Ma vai a cantare al Teatro Nacional di Madrid? Il Nacional di Madrid c'è un festival dove ogni sera canta una cantante diversa. Prima di me c'è Marianne Faithfull che ha fatto quel film delizioso. Come no? Capito. E vai a cantare lì? Gomito da che bella! Attenzione! E la seconda sera ci sono io. Gino Paoli, ascolta Via Radio 2. Cosa? Non era quella. No, non era quella, ci siamo. No, Gino Paolo ascolta Viva Radio 2 e dichiara: Ornella, avevo detto la numero 3. E si vede, per questo piange, non lo trovi mai. Tu ti aveva detto la 3. La cabina numero 3, capito? Che vogliamo, senti, che vogliamo fare? Noi adesso sta per arrivare il maestro. Facciamo questo duetto. No, sta arrivando Fava. Sì. Sta arrivando Fava. Signori, dunque. Allora attenzione, accogliamolo con un bel applauso. Piano. Allora maestro, buongiorno. È una grandissima soddisfazione per noi ospitare la più grande tromba del momento. No, ma la più grande tromba veramente sarà sua zia, non so. Direi una presentazione un po' più adeguata. Più adeguata, e come la devo presentare? Ad esempio non ho avere con noi il jazz che cammina. Il jazz che cammina. Caro Valdiano, se l'enciclopedia lei va a vedere la voce jazz, c'è la mia fotografia. Ho capito, va bene. Senti, cosa sta facendo in questo periodo? Sto registrando un disco, un omaggio alla musica lirica. La musica lirica? Di Mario del Monaco. Mario del Monaco. Interprete di grandi canzoni come tipo? Un amore così grande. Un amore così grande, sì, è vero, bellissimo. E come si intitola il disco? Una fava così grande. Senta, con chi ha suonato questo disco? Ma i migliori, ma proprio i migliori jazzisti del mondo, come Gonzalo Caravano, Roberto Frizzo, Akira Jimbo, Oludara, Jesus Gabaldon, tutti veri, Natalio Mangalavite, Pietro Rugolo e poi soprattutto la Marta Capponi Jazz Quartet. Senta, oggi si esibirà con la nostra ospite. Ma guarda, io sono entusiasta perché avendo suonato veramente con tutti i più grandi jazzisti del mondo, mancava la fava. Mi mancava la fava. Mi mancava fava in un modo pazzesco. E io a Bocco, tu sei un imbecille, mi fai la fava. Il fava. Lo fava. Mi mancava lo fava. Ok. Allora. Mi mancava lo fava. Il fava. Noi siamo pronti, non so qual è. 2, 3, ovviamente lei canterà, io farò gli assoli di tromba durante la canzone. Qual è la canzone che abbiamo scelto? Credo che sia, avevamo l'appuntamento. L'appuntamento. Come gli uccelli come i gabbiani che a furia di mangiare monnezza non c'hanno. Allora, siamo pronti, ragazzi. Dai. Quando si parla di jazz non si deve scherzare. L'appuntamento. Ma no, che cosa c'è? Che cosa c'è? Maestri, cosa c'è? Che cosa c'è? Può presentare, per favore? Allora, amici, Ornella Vanoni e Paolo Fava. Che cosa c'è? Che cosa c'è? C'è che mi sono innamorata di te. C'è che ora non mi importa niente di tutta l'altra gente, di tutta quella gente
che non sei tu. Che cosa c'è? C'è che mi sono innamorata di te, c'è che ti voglio tanto bene, che il mondo mi appartiene, il mondo mio che è fatto solo di te. Come ti amo, non posso spiegarti, non so cosa sento per te, ma se tu mi guardi negli occhi un momento puoi capire anche da te che cosa c'è. C'è che mi sono innamorata di te, c'è che io ora vivo bene, se solo stiamo insieme, se solo ti ho vicino. Ecco che c'è. Grazie. Sembrava che cantasse con Calabrone in giro. No, guardi Fava, secondo me questa sua interpretazione così moderna, un po' dodicafonica, diciamo, cagofonica, potrebbe piacere molto ai giovani. Secondo me sì, è una cosa molto impegnativa. Potremmo fare una versione anche in inglese. Grazie la favemo. La faremo. La favemo. Grazie. Grazie Ornella. Allora abbiamo delle notizie? Allora si è letto questa cosa, Don Gelmini contro il Vaticano. No, ha sbagliato una curva e è andato contro il colonnato di San Pietro, non era nient'altro. C'è la pubblicità ora. Ma dai, scusa Ornella, lanciacela te la pubblicità cantando, improvvisando una melodia col maestro. La pubblicità? Sì, basta che dici che c'è la pubblicità, fai tu. C'è la pubblicità, chissà domani cosa sarà, una vita senza pubblicità, ma quando andremo a fare la pipì. Pubblicità! Anche una piccola notizia. Radio 2. Rieccoci, viva Radio 2 live, via Siago, Ornella Vanoni nostra ospite oggi. Mi sa che ci dovremmo occupare di una notizia di cronaca adesso. Aspettiamo. No, io devo dire soltanto che sai che la canzone, una canzone, una bellissima ragazza del tuo disco, leggo, musica Carlo Fava. Sì. Che sarà parente di Paolo. Sì. Anche Paolo, lui con questa parola fava, anche lui ha delle difficoltà ogni tanto. Senti, Ornella, dovevi leggere una cosa? Avevi una notizia che dovevi dire per caso? Volevo dire che stasera un po' di pubblicità. Sì, certo. Sono a fare una trasmissione da Piroso che si chiama Niente di personale. L'ho vista, l'ho vista sulla 7, bellissimo programma, bello. Sì, salutiamo Piroso. Allora sulla 7, canale La 7, a che ora è? Alle 21:30, qualcosa del genere, vero? 21:30? Sì, penso. Poi dipende perché fa più di un ospite, fa tipo 3 ospiti, no? Dipende se sei la prima, la seconda o la terza. Comunque stasera sulla 7, mi raccomando, la 3 sarà la 3. Senti Ornella, quando ai tempi eravate, insomma, c'erano le signore della canzone italiana, no? Sì. Praticamente che eravate te, la Mina, Iva Zanicchi, Milva e basta. Che rapporto c'era fra voi? Ma io Mina ha sempre avuto un ottimo rapporto. Era la stampa che deve. Che creava. Ma eravamo così diverse, io ero sempre sofisticata, lei era la gioia, cioè diverse. E la Milva invece? La Milva l'ho frequentata poco, devo dire, perché sono molto presa dai capelli. Era presa dai capelli. Che sono così belli. Senti, ma perché questo appellativo ai tempi che ti diedero cantante della mala? Perché tutti avevano una sigla, no? La Pantera di Gori. Vero. Allora, siccome io cantavo le canzoni della mala, perché con Streller avevamo deciso di lanciare questa Streller, ecco. Le canzoni della mala, che erano le canzoni delle persone che stavano dall'altra parte
della regola, insomma, del pubblico, però c'era una linea una demarcazione d'onore, cioè il capo dei ladri rispettava il vigile, il capo dei vigili, c'era l'onore, no? Cosa che non mi pare che ci sia più, non c'è un casino. E commistioni tutti attaccati. E allora cantante della Mala, allora tutti si chiedevano se io venivo dalla Mala. No, se no Mike non ti avrebbe invitato a cena. No, mai. Stai scherzando. Senti Ornella, cosa ci possiamo canticchiare? No? Volete un'altra bella canzone? Perché qui ragazzi il live non lo so, a me piacerebbe tanto, anche per ricordare il grande Sergio Bardotti, per ricordarlo, mi piacerebbe tanto La voglia, la pazzia. Te la ricordi? Bene, sì. A questo punto, Sì, vediamo, ti piace Fava questa? torna o No, Fava ormai è andato. È andato. È in giro per il mondo. È in giro. La Fava non c'è più. Attenzione, mi dico, urlano il re. La tonalità. Lei non le sa ste cose. Anche il fante va bene. Signori, La voglia, la pazzia. A questo punto stiamo tanto bene io e te, e non ha senso tira fuori come di perché cerchiamo insieme tutto il bello della vita in un momento che non scappi fra le dita, e dimmi ancora tutto quello che mi aspetto già. Il tempo insiste perché esiste il tempo che verrà. A questo punto buonanotte all'incertezza, ai problemi, all'amarezza, sento il carnevale entrare in me, e sento crescere la voglia, la pazzia, l'incoscienza e l'allegria di morire d'amore insieme a te, e sento crescere la voglia, la pazzia, l'incoscienza e l'allegria di morire d'amore insieme a te, insieme a te, a te, a te, insieme a te, a te, a te, insieme a te, a te, a te, a te, Fava! Ornella Vanoni. E abbiamo così ricordato anche il grande Sergio Bardotti. Sergio Bardotti, attenzione, dovremmo fare una festa per Sergio Bardotti. Per tutto quello che ha fatto. Ogni tanto noi lo ricordiamo, lo ricordiamo. Sì, però bisognerebbe fare una bella festina con tutti quelli che lui ha aiutato Dalla a scrivere, è stato il primo, ha spinto me a fare delle cose, è stato un grande produttore, finché poi non è andato in televisione lì non e invece finché è stato produttore era un genio, perché era colto, era spiritoso, era sempre di buon umore, puzzava un po'. Non si può essere perfetti. No, non si può essere perfetti. Ognuno. Anch'io, delle volte ho veramente, quando stiamo qui dopo 3 ore, c'ho il mio quando c'avevi quella cappelletta che tu hai visto prima, delle volte alzo le braccia, veramente guerre ascellari. Succede, voglio dire, non è che. C'ho una notizia, sapete che il fisco sta beccando tutti, noi tremiamo. No. Io guarda, i soldi sai dove ce l'ho? A Montemario, lo dico, quindi massimo possono arrivare là. Van Basten patteggia col fisco, paga una multa di 7 milioni di euro. Il fisco dichiara: siamo sulle tracce di altri stranieri che hanno portato valori all'estero. Allora in ordine alfabetico ce l'abbiamo qui. Allora Attila, Bonaparte e i Lanzichenecchi. Però ho un'idea, con tutti questi che vengono, perché non si usano questi soldi che sarebbero stati persi, giusto? Se non li beccavano, dove erano questi soldi? Non c'erano. Io userei questi soldi per fare qualche cosa. No? Se c'hai 7 milioni di euro di Van Basten, perché li devi mettere lì allo Stato? Quindi li prendi, dici ok, ho beccato Van Basten, 7 milioni, faccio una scuola e un asilo più un ospedale che funziona. È un ospedale che funziona, diretti. Un po' di letti. Poi chi c'era? Beh, Valentino Rossi ha patteggiato col fisco, ha messo 30 milioni di euro. Mi faccio mezza Salerno-Reggio Calabria. Poi becco quest'altro. Aspetta, che ho beccato. E fai le cose. Anche il ponte, e si possono fare delle cose mirate, cioè senza prendere questi soldi. Dove vanno adesso?
i 7 milioni? Penso alla finanza, immagino che li la distribuirà allo Stato, non lo so. Non so, cosa che fine cosa ne fanno? Ce lo devono dire? Non lo so. Altra domanda. Dov'è finito sono insieme al tesoretto. Che fine fanno i soldi che vengono pagati? Vengono pagati, e poi sarebbe carino, dicevo, così uno va in basta e pure contento, dice, guarda, mi hanno fatto la multa, però grazie alla mia multa, eccolo là, vedi una cosa, no? Oppure ogni volta che ci passa ci sbatte le corna sopra. Esatto. Una delle due. Vabbè. Allora, senti, noi tra un po', sai che chiameremo Mike, noi lo chiamiamo ogni giorno. Lo chiamiamo ogni giorno. Chi è? Che stai leggendo? No, magari sarei stata felice sposata con lui. Chi pensa? Averlo per casa tutto il giorno? Allora Ornella, cosa facciamo? Forza. Si chiamava Ornella Buongiorno oppure lui Mike Vanoni? No. Ornella Buongiorno. Vabbè, magari sì. Sono famosi tutti. In questo momento vivresti in via da Procida e avresti come maggiordomo Din Din. Chi è Din Din? È il suo maggiordomo che gli fa le farfalle al pomodoro tutto il giorno. Adesso è un po' arrabbiato perché mi ha detto, l'ha detto in radio, ha preso una panciata perché è scivolato con gli sci di fondo. E lui è incazzato, sai perché? Perché sai, quando uno cade con gli sci da discesa è un conto, sai, stavo sciando, ma cadere con gli sci di fondo non è da lui. Non è vero, a me è successo perché e allora dovevate sposarvi, sai? Si è sciolta, si era creato come una rotaia da cui non riuscivo a uscire e mi sono quasi sfracellato una mano. Quindi... Rotaie sono. Tu sei mai caduto? Io sì, no? Con la Vespa. Io Vespa. Ruota davanti, ho scodato per 20 minuti senza cadere. Adesso ho caduto un cretino. Bellissimo, perché la ruota era dentro, quella davanti e dietro. A Catania ero, non lo ricordo ancora. Senti, sei un cretino, che pensavano che giocassi io, facevo di tutto per non cadere. A proposito, facciamo gli auguri a Max Biaggi che ieri ha preso una caduta, si è fratturato un braccio, l'urna, polso, frattura esposta. Vedete come sono i piloti? Cioè, io con una cosa così sto fermo a casa per 6 mesi come il mio, che c'hai? Loro invece voglio correre sabato prossimo, sono l'osso di fuori. Vai Max, complimenti. Abbiamo, scusa Arnella, c'è una notizia pazzesca, leggi la notizia. No, un ragazzo. Allora io vado dalla Palombelli, scusate, vi saluto, ciao. Hanno trovato allora in Russia questo ragazzo che non parla ma cinguetta, direte voi com'è possibile? Perché è stato cresciuto, in un appartamento con tante gabbie di volatili. La mamma non badava a lui, badava più agli uccellini, quelli dentro la gabbia, e lui ha imparato dagli uccellini a cinguettare. E per essere amato dalla mamma. Sì, molto amato, immagino. Marco? Sì, sei col ragazzo che cinguetta? Sì, sono qua. Oltre a cinguettare, somiglia proprio a un uccello. Se lo guardi è piccolo, è una specie di piccolo corvo peloso. Ce lo fai sentire? È inguardabile purtroppo. Un attimo, ciao, come va? Sentito? Sì. Ha detto, dice che i suoi genitori? Sì. Aspetta, Sì. No, purtroppo questo passo non l'ho capito. Sì. Non l'ho capito. Aspetta, fammi come ti chiami? Come ti chiami? Capito? Ah, ho capito. Che dice? Per questo. Allora, dice che i suoi genitori amavano molto la musica italiana, quindi lo hanno chiamato Gigliolo Cinquetti. Senti, sa solo quella canzone. Ascoltami, Gigliolo. Ecco. Hai capito? Cos'era questo? Un cretino. Gigliolo, a pranzo cosa hai mangiato? I vermi, perché lui come gli uccellini mangia i vermi, no? Però mi fischietta in faccia. Per questo c'ha l'alito, capito? Perché mangia i vermi. Senti, ma ti fa soffrire molto il fatto di non saper parlare, Gigliolo? Ah, ho capito. Dice che c'è chi è messo ben peggio di lui. Dice infatti è molto meglio cinguettare che parlare come Luca Giurato. È vero, ha ragione. Senti, gli posso chiedere come fa a parlare con i suoi amici? Perché io sono veramente curioso. Senti, come fai a farti capire dagli altri ragazzini? Come fai, ragazzini? Ah, ho capito. Allora lui dice che non ha molti contatti con i suoi coetanei. Ah, ho capito. Perché gli amici hanno smesso di chiamarlo a giocare perché che sai cos'è? A forza di stare con gli uccelli, oltre a cinguettare, c'è anche sto vizio di scagazzare sulla testa. Certo, come i piccioni. Senti, ma come pensi di fare? Come...
Poi? Ho capito. Dice che sta andando a Torino. Perché a Torino? Perché gli hanno riferito che in quella città c'è una specie di, come si chiama, Del Piero. Del Piero che da anni parla con gli uccelli, dopo San Francesco Del Piero, certo. Senti, la tua sindrome, caro Gigliolo, è chiamata la sindrome di Mowgli, dal nome del bambino allevato dalle scimmie. Libro della giungla. Bimbo, ti senti anche un po' scimmia? Sì. Più scimmia direi che sì, dice direi di sì, ha detto. È l'unico uccello che assomiglia a una scimmia e canta come un usignolo. Guarda che è una cosa incredibile. Sì. Attenzione, questo sa suonare anche il pianoforte, lo sai? Certo. Senti, ma dentro ti senti uomo o volatile? Ho capito. Cosa dice? Allora dice che c'è una cosa che gli ha fatto capire, che anche se è un volatile assomiglia molto a un uomo. Ho capito, e quale sarebbe questa cosa? Qual è questa cosa? Qual è? Dice che gli piace la pasta. Benissimo, grazie! Che è il femminile del passero. Abbiamo per caso un collegamento col pullman di Veltroni? Sentiamo se c'è. Sentiamo? In un prato, un giorno che avevo rotto col passato. Senti che stanno facendo. Già credevo di essere riuscito, sono caduto. Oh ragazzi, di Calderoli, dai, facciamogli un bel cavettone. Vai, Walter, lo fa lui. A Calderoli ti piace l'acqua del Po? Basta. Guarda che sono incredibili, guarda, è incredibile. Attenzione, pagina 30 di Repubblica, prendi pagina 30 di Repubblica, c'è scritto: cresce il quoziente intelligenza. Siamo più intelligenti. Calderoli chiede il riconteggio dei voti. Che ridere! Ti sei divertito, Cremonesi? Potrai dire nel tuo curriculum: ho suonato con Ornella Vanoni, che tra l'altro mi dicono che tu rispondi personalmente ogni pomeriggio, stai lì sul tuo sito e rispondi a tutti quelli che ti scrivono. Abbastanza, sì. Sì, com'è il tuo sito? www.ornella? No. ornellavanoni@it. Quindi se tutto volete minuscolo. Tutto minuscolo. Quindi se volete chiacchierare con Ornella Vanoni, fatelo. Tutti i giorni. C'è qualcosa che senza chiocciola forse. Sì, forse sì. Senti, Vanoni.it. Ornellavanoni chiocciola. Qualcosa. Ornella.it. Ornella. No, è Ornella. Chiocciola. Ornellavanoni.it. Ecco. Questa è la mail, sì. Questo è il mio sito. Ok. Beh, MySpace. Quasi. Insomma, non lo so. Vabbè, trovatelo. Andate su Google. Ha controllato il nostro Marco Lolli, il fan di Amici della De Filippi, ed è ornellavanoni.it. Sì. Basta. Era questo quiz, abbiamo detto, vedrai quanti ti scriveranno. Allora, siamo già in conclusione. Posso ricordare che l'8 marzo la festa della donna sarà a Genova al Teatro Carlo Felice, l'11 marzo a Torino, Teatro Alfieri, poi a Messina, vai nella mia Sicilia, al Teatro Vittorio Emanuele l'11 aprile, il 14 aprile a Palermo e poi a Barcellona, Palau della Musica. Palau, io pensavo in Sardegna, quando ho detto Palau della Musica, che sarà là. Sarà là. Grazie Ornella Vanoni. Adesso mancano 10 minuti alla fine. Io proverei ora a chiamare Mike e vediamo che cosa succede. Se si ricorda. No, ma noi lo chiamiamo ogni giorno, ma non è che se si ricorda, se risponde, questo è il problema. Sentiamo. Ho dato una panciata. Tra l'altro, ragazzi, il libro col CD delle telefonate di Mike sta andando a ruba. Ah, sì? Mamma mia, una cosa incredibile. Che sono telefonate vere. Pronto? Arrivano messaggi. Vediamo un po'. Vediamo se ci risponde. Pronto? Mike? Chi parla? Sono Rosario. Ciao, come stai? Pensavo fossi più allegro, insomma. Hai fatto un bel weekend? Sì, grazie. Non male. Io sto leggendo i giornali adesso a proposito del Festival di Sanremo. Tu l'hai seguito? Io? Come? L'hai seguito? Sì. Sì. Cosa ne dici? Beh, per me, io ho detto bene, ognuno dice la sua.
Non so perché i giornali hanno attaccato così sto festival. Ce lo siamo chiesto anche noi, perché non era male. C'erano delle belle trovate. Sì, ma certo, ma non so, forse confondono il fatto che hanno perso tanto ascolto e allora dicono è un fallimento. Ma cosa c'entra l'ascolto? Ci sono anche dei grandi avvenimenti che delle volte hanno un ascolto più basso, ma secondo me il livello di questo festival è stato, direi, molto buono. Sì. Perché intanto ci sono state anche delle belle canzoni. La coppia che ha vinto, bravissimi. Perdutamente mia. Questa qui, tutti la cantano, è molto orecchiabile. Io mi sono svegliato stamattina e cantavo così, mia moglie mi ha guardato, ma sei cretino? Così, perché io ho detto perdutamente via, ho svegliato la bimba. Finalmente, dopo tanto tempo, una canzone orecchiabile che si può cantare. Poi tutti e due gli interpreti bravissimi, si sapeva perché vengono... Sai chi sono, no? Vengono dalla commedia musicale. Sai no? chi sono, Mike? Sì, sono quelli di Notre Dame de Paris. Bravo, sai tutto, sai tutto, Mike. Onestamente ho imparato qualcosa. Mike, leggendo i giornali, leggo delle dichiarazioni. Allora, Chiambretti, 2 punti, Super Pippo è grande, nel lavoro batte anche Mike. Aia. Che cosa dice? dice perché Chiambretti dice Super Pippo è grande e nel lavoro batte anche Mike. Beh, questa è un'opinione sua, può darsi che lui la pensi così. Certo. Io non batto nessuno, né Pippo batte me, né io batto lui. Forse entrambi battiamo Chiambretti. Forse questo giovanotto, attenzione, quando lui parla che ti mette appena all'inizio del grande successo di quella carriera, che appena all'inizio, c'ha 50 anni, appena all'inizio della carriera che io prevedo farà di grande successo, si dovrebbe dare una regolata e imparare da me e anche da Pippo, ma soprattutto da me, che non si fanno mai dei giudizi che possono essere un po' negativi nei confronti dei colleghi, a parte il fatto che il signor Chiambretti non ha mai lavorato con me in 50 anni. Sì, abbiamo fatto 3 puntate di Sanremo, ma cosa c'entra questo? Quindi come fa a stabilire che Pippo è più professionale di me? Io dico che siamo entrambi dei grandi professionisti e in questo caso Chiambretti dimostra di non esserlo. Ecco, bene, 2-0 e palla al centro. Mi dispiace. E guarda che gli voglio bene. Lo so, ragazzi, pensa, posso dare un consiglio che se lui vuole fare carriera deve imparare che quando non si può parlare bene dei colleghi è meglio evitare. Certo. Io ho scritto adesso un libro, non so, immagino che l'hai letto e ne hai parlato, la versione di Mike. No? E qual è vendita in tutti i commenti? Che Mike non ha mai parlato male di nessuno in questo libro, perché quando si deve parlare male, perché bisogna fare del male agli altri? Dobbiamo parlare bene, sempre. Io di te parlo sempre bene. Tu leggi, no? Quello che grazie Mike, ti ringrazio. Anch'io parlo molto bene di te. Lo so. Senti Mike, poi aspetta, non ho finito, volevo finire il tuo discorso di Sanremo. Prego. Allora, non è vero che non c'erano delle belle canzoni, c'erano anche delle canzoni che stranamente non le hanno notate. Per esempio, io trovo che era una canzone molto bella e profonda, la canzone di Toto Cutugno. Non so se tu te la ricordi, il testo. Sinceramente no, il testo non me lo ricordo. Veramente è una bellissima canzone e sono sicuro che farà molto strada questa canzone, molto bella. Però insomma se la sono cavata tutti abbastanza egregiamente, diciamo. Poi mi hanno anche sorpreso Elio e le storie tese. Sì, ma veramente bravi. Insomma, ho visto tante cose che mi hanno divertito e quindi non posso che dire che insomma non bisogna picchiare. Sì, alla fine è uno spettacolo, no? Perché stanno esagerando un po' troppo. Io non lo riesco a capire. Va bene, Mike. Bene. Chiuso il capitolo. Allora vedo che il nostro tempo è già scaduto. No, perché volevo aprire un altro discorso. Uno è questo: è uscita un'agenzia dell'ANSA e dice: i liutai di Cremona hanno sentito che Mike studia violino e gli vogliono regalare un violino. Ma perché te l'ho detto l'altro giorno, no? Allora vabbè, comunque. Ce l'hai il computer, Mike?
collegati con ansa.it. Sì, adesso guarderò. No, te la leggo. I liutai del Consorzio Stradivari di Cremona regaleranno un violino a Mike Bongiorno, così come fecero nel dicembre 2005 all'allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. La decisione di donare uno strumento a marchio Cremona Liuteria al popolare presentatore ha spiegato il Presidente del Consorzio Liutai Antonio Stradivari Gian Domenico Auricchio. Ma non è formaggio. È stata presa all'unanimità, a testimonianza di quanto i nostri maestri liutai credano in questa iniziativa. L'idea di donare a Mike Bongiorno un prezioso strumento di liuteria cremonese è nata a seguito della trasmissione Viva Radio 2. C'entriamo noi. Anche la mia nipotina suona il violino. Hai sentito questa voce, Mike? Sì. Ha 8 anni, ha più possibilità. Mike, stai di andare sentendo avanti. questa voce? La senti? Insomma, avendo 8 anni, essendo già bravina. Chi è? No? Potresti cedere tu il tuo violino alla mia nipotina, sarebbe un bel gesto. Ecco. Ma tu hai capito chi è questa signora? Sì, la conosco la voce, ma non mi viene. Adesso guarda. La Cinquetti. La Cinquetti. No, non è la Cinquetti. Certo. No, ha scherzato. Sono la Zanicchi. No, non è la Zanicchi. Chi è? Sono una tua amica, sono una tua... Aspetta. Dai, vai, ci arrivi, Mike. Dai, è una voce che conosco molto bene. Fai uno sforzino, su. Michaelino, fai uno sforzino. Siete stati a cena insieme anni fa? Ma tanti anni fa. Quando tu facevi la pubblicità dell'Oreal, te la ricordi? La pubblicità dell'Oreal, ma quella è roba di 50 anni fa. E allora? Ai tempi di Carlo Codega. Noi deve stare lì a remenare il coso nella piaga. Io facevo la Oreal ai tempi di Carlo Codega, 50 anni fa. Codega, senti, non ti ricordi allora chi sono? Ha vinto il Festival di Napoli, quando lo presentavi tu. Insieme a Modugno. Sì, lo so. Non sbagliare, No. Chi è che ha vinto? Mike, non mi cadere sul cielo. Mamma mia. Ornella Vanoni! Sì, siamo d'accordo. Però non mi piace questa battuta della Ornella Vanoni. Mamma mia, come sei diventato formale. No, non sono diventato formale. Ma guarda che l'hai detto tu questa qui. In passato una tua battuta. Un uccello in bocca a una donna come te non ci dovrebbe stare. Vabbè. Dai, vogliamo tornare indietro a bomba che stavamo parlando dei liutai. Ma invece no, perché su una donna non può cadere perché non ce l'ha, quindi è chiaro che... Come si vede che la Ornella è sempre giovanile, però insomma come mentalità sta invecchiando, perché sta cercando delle battute pesanti a doppio senso. No, Mike, stiamo scherzando, siamo in un'atmosfera goliardica. Fino adesso c'era uno che cinguettava. Senti, Mike. Allora, vogliamo finire quel discorso dei liutai? Sì. Allora, che io ti ho detto che ti farò la sorpresa, perché ho detto volevo suonare il violino, imparare a suonare. Mi sto preparando, quindi in una delle prossime puntate magari ti farò la sorpresa. Ma veramente? Tanto ringrazio i liutai di Cremona, che conosco molto bene perché ho fatto tante trasmissioni lì e quindi li ringrazio. Però mi sembra che regalarmi un oggetto di questo genere, soprattutto un violino di Cremona, è una cosa di grande valore. Tu sai che gli Stradivari costano. La mia nipotina niente, non glielo vuoi dare? Perché lei c'ha la nipotina che vuole suonare il violino. Va bene, Mike, allora... Guarda che anch'io ho una nipotina adesso, si chiama Stella, ha 3 anni. La mia si chiama Camilla. Che bella. È bionda, la tua? Biondissima, la mia è più bionda della tua. Senti, è biondissima. E la mia ha gli occhi azzurri, e la tua? No, marron. Allora non va bene. Però sa quel bel marron un po' miele. Senti, ma sto veramente parlando con Ornella Vanoni? Sì, Mike, guarda, non ci credi, vuoi ti canto una canzone, No. Ho sbagliato tante... Eccola, senti. Ho sbagliato tante volte ormai che lo so... aspetta, tu sei una cosa grande. Troppo brava. Lo sai che una cosa come tu continui a parlare comunque. Io sto invecchiando. Quando sento la Vanoni che canta le sue canzoni, proprio quelle storiche, mi commuovo. Ma e che una carino. come Vanoni è irripetibile e credo che non ce ne sarà mai più. Comunque l'appellativo signora della canzone me l'hai dato tu. Certo, sì, me lo ricordo. Mi stai rinfrescando la memoria adesso. Adesso sì, Che bell'incontro. Allora, che bell'incontro.
Guarda che il tempo sta per scadere. È scaduto già. Allora, sì? voglio ringraziarli per questo bellissimo Stradivari che mi daranno, andrò a ritirarlo a Cremona. Allora, va bene Mike, insieme alla laurea adesso ci avrai pure lo Stradivari, ormai c'hai veramente tutto. Ringraziamolo, il grande, insuperabile Mike, buongiorno! Ornella, ciao Ornella. Grazie. Allora, senti, abbiamo così concluso, però scusate, io sono curioso di sentire una canzone inedita di Ornella Vanoni, quindi cara Ornella, noi chiuderemo la trasmissione, ma la suoni tu? No, ho capito, e vogliamo finire con la tua canzone, quale mettiamo? Buona vita. Come che? Noi la suoniamo, mettiamo il disco Ornella, ecco, capito? Allora, spostati, ci siete? Sì, ciao. Siete tornati? Sì, siamo qua a Roma vicini a voi. Chi avete oggi ospite? Abbiamo il regista Peter Del Monte e poi l'attrice Kasia Smutniak. Conosciamo Kasia, chi non conosce Kasia? Kasia è bravissima, ultimamente l'abbiamo vista nella Terra Nostra, vero? Com'è la Terra Nostra? Sì. Sei lì? Ci ascolti Kasia? Sì. Ciao, poi è stata anche partner di mio fratello in un film, mio fratello, io sono Silvio, mio fratello però non è quello che penso, capisci? Si muovete nello stesso modo, lo sai? Chi? Io e mio fratello? Abbiamo lo stesso D, non DNA, solo il D. Solo il D. Sì, siamo fratelli. Tua sorella c'ha l'NA. Esatto, perché è là, tra l'altro, noi giriamo sempre insieme. Allora, Kasia? Sì. Che come mai sei andata quei due? Ma non lo so, mi hanno costretta. Addirittura, no, qualche film nuovo state presentando? Sì, sta uscendo un film nuovo adesso a marzo. Va bene. Il titolo è nelle tue mani. Ma cinema o TV? Cinema. Cinema. Bene, andremo a vederlo, però prima noi dobbiamo andare a vedere quello di Marco Baldini, capisci? Grazie. Il mattino all'oro in bocca. Loro saiva in bocca di Marco. Allora, buona puntata a voi, ci date 2 minuti per la canzone di Ornella Vanoni? Certo. Grazie, ladies and gentlemen. Devi dire qualcosa? No, niente, parlavo con Lolli. Con Lolli. Allora, noi vi ringraziamo tutti, saluti cumulativi e ringraziamenti per tutti perché abbiamo sforato. Grazie alla mitica Ornella Vanoni. Buona vita, Ornella Vanoni, ciao! Tempo di innocenza, vita della mia vita, ti parlerò col cuore di quel che c'è, non ha ragione, vivi sempre con passione, rispetta le persone e l'amore per te stessa, difendilo, non farlo maltrattare, tu rischia ma rimani uguale, che sia buona vita, che sia buono il tempo, canti il vento, finché notte sia finita, che sia buona vita, che sia buono il tempo, canti il vento, che il tuo sogno prenda vita. Ornella Vanoni, buona vita! Eccolo, il nuovo, da nuovo. Appuntamento a domani, non mancate, ciao! E ora gli spostati! Ciao!